Grandi navi, Zaia non commenta la soluzione di Chioggia ma ribadisce la crocieristica deve stare a Venezia. Camorra in Veneto, dopo le dimissioni del sindaco Mirko Mestero arrestato per voto scambio, Eraclea arriva il commissario straordinario. Una volta risolta questa vicenda, noi siamo pronti a tornare in mare per salvare altre vite, a dirlo l'armatore veneziano della nave Mare Ionio, Beppe Caccia. Bilancio dei 3 anni di attività della finanziaria regionale Veneto Sviluppo, prossima sfida, un fondo per le imprese in temporanea difficoltà. Manifesti abusivi con l'effigie di un fascio littorio sono comparsi nella notte in alcune fermate di autobus e tram a Mestre, l'onorevole Pellicani vanno rimossi. Musei civici ancora nella bufera, il PD attacca il sindaco Brugnaro, aveva detto una cosa, sta facendo il contrario. Poeti e poetesse da tutta la regione, non solo a Venezia per la giornata mondiale della poesia con il premio Gino Pastega. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia, lo avete sentito, grandi navi in primo piano, Zaia non commenta la soluzione di Chioggia ma ribadisce la posizione della regione. Sentiamo. Che siamo fermi a un comitatone che però vendeva l'ingresso per l'utilizzo del canale dei Petroli per arrivare a Porto Marghera, dopodiché cercheremo di capire, però a questo punto mi si perdoni, queste cose bisogna leggerle sulla Gazzetta Ufficiale e non sui giornali. Il presidente Zaia non si sbilancia su quelle che secondo indiscrezioni giunte dai palazzi romani vedrebbe Chioggia come l'opzione più accreditata per le grandi navi fuori dalla laguna. Il governatore poi ribadisce la posizione della regione sul tema. Confermiamo il nostro impegno in VTP, ha detto. Non a caso abbiamo voluto l'ingresso nella società delle compagnie croceristiche, pensando che il futuro sia la crocieristica a Venezia e che le navi debbano entrare in laguna. Confermiamo, prosegue, l'impegno dell'ultimo comitatone, in cui è stato previsto che le navi entrino da Malamocco e poi percorrano il canale dei Petroli e il Vittorio Emanuele. Se il governo ha soluzioni alternative, il classico coniglio che esca dal cappello, le dica, ma al momento non si vedono conigli. Riguardo al fatto che non ci siano state più riunioni del comitatone, il presidente Zaia aggiunge: c'è fibrillazione e l'idea di una ripartizione di nuovi fondi. Penso quindi che l'idea sia di riconvocarlo. Lei a passo decisivo verso lo scioglimento del Consiglio Comunale. Da oggi il comune di Eraclea ha un commissario straordinario prefettizio per l'amministrazione provvisoria. Questa mattina è arrivata l'ufficialità della nomina di Giuseppe Vivora, 45 anni, originario di Foggia e viceprefetto aggiunto di Venezia. Ad indicarlo è stato il prefetto lagunare Vittorio Zapparotto. Si tratta di un altro passo importante verso lo scioglimento del Consiglio Comunale di Eraclea, che però ora dovrà essere ratificato con decreto a firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ormai però, dopo le dimissioni diventate definitive del sindaco Mirko Mestero, arrestato lo scorso 19 febbraio nell'ambito della retata in Veneto contro la Camorra, il dado è tratto. Così il comune di Eraclea, finito nella bufera con accuse pesantissime, prova a rialzare la testa. Vivora dovrà traghettare l'amministrazione comunale per poco più di un anno, fino alla primavera 2020, in quanto le dimissioni dell'ex sindaco Mestero sono giunte fuori tempo utile per andare al voto già il 26 maggio prossimo nell'Election Day per le elezioni europee ed anche amministrative in alcuni comuni. Il nuovo commissario è già conosciuto nel veneziano e si è fatto apprezzare sul campo. Tra il 2009 e il 2011 è stato impegnato come componente dell'ufficio dello speciale osservatorio regionale sul credito, poi a supporto del commissario delegato per l'emergenza nomadi in Veneto e poi anche durante l'emergenza immigrazione nella nostra regione. Un'esperienza importante che lo ha fatto designare ora per questo nuovo delicato incarico. Sulla notizia della nomina in comune Eraclea nessuno parla. Chiesto il dissequestro della nave Mare Ionio che ha salvato 49 migranti.
Nelle prossime ore verrà chiesto ufficialmente il dissequestro della Mare Ionio, la nave della missione umanitaria mediterranea che nel pomeriggio di lunedì scorso ha tratto in salvo 49 naufraghi a circa 40 miglia dalla costiera libica. È questa la decisione presa nel pomeriggio di oggi dopo una riunione fiume tra i componenti dell'equipaggio e gli avvocati. Il veneziano Beppe Caccia, tra i partecipanti della spedizione, promette: siamo pronti a tornare in mare perché riteniamo non soltanto un nostro diritto ma soprattutto un nostro dovere tornare a monitorare il Mediterraneo centrale e quando necessario a salvare vite in mare. Il capitano della nave, Pietro Marrone, è per il momento l'unico indagato con l'accusa di favoreggiamento all'immigrazione clandestina e rifiuto di obbedienza a nave militare. Da Lampedusa invece Caccia ci racconta. Noi pensiamo che il comandante Marrone abbia agito correttamente, pensiamo che era suo primo dovere quello di salvaguardare l'incolumità del suo equipaggio e dei 49 naufraghi che aveva a bordo e che quindi giustamente non poteva far altro che far rotta sul porto italiano di Lampedusa. I partecipanti della missione parlano di risultato straordinario raggiunto ed esprimono massima fiducia nel lavoro della Procura di Agrigento, titolare dell'inchiesta. Siamo convinti e per questo abbiamo messo a disposizione tutti i materiali in nostro possesso, siamo convinti di aver agito nel pieno rispetto della legalità, nel pieno rispetto delle convenzioni internazionali che riguardano la ricerca e il soccorso in mare, nel pieno rispetto delle leggi italiane, in particolare del codice della navigazione. Bilancio dei 3 anni di attività della finanziaria regionale Veneto Sviluppo, migliaia le imprese coinvolte, prossima sfida, un progetto molto ambizioso. 21.000 aziende e finanziamenti, contributi e garanzie per oltre 1 miliardo di euro. Sono i numeri principali dell'attività degli ultimi 3 anni della finanziaria regionale Veneto Sviluppo, presentati in mattinata a Palazzo Balbi, cui ha preso parte anche il governatore Zaia. Era importante segnalare questo lavoro che Veneto Sviluppo ha fatto, sia quello che riguarda le attività storiche, che sono appunto le attività agevolative nelle varie forme, ma anche quelle nuove, più innovative, quindi le attività che stiamo svolgendo con la nuova SGR, con la nuova società di gestione del risparmio e tutta l'attività sui mini bond, compreso l'attenzione che stiamo continuando a mantenere sulle imprese che comunque stanno vivendo delle fasi un po' complesse nella loro attività di crescita. La maggior parte delle erogazioni è stata messa quasi esclusivamente a favore di piccole e medie imprese, oltre la metà facenti parte del settore artigiano veneto. L'entità media degli interventi è di 60.000 euro contro i 160.000 del Fondo Centrale di Garanzia. Le misure anticrisi deliberate dal 2012 al 2018 hanno registrato 2.157 operazioni agevolate per un valore complessivo di circa 312 milioni di euro. Ora in campo c'è un importante obiettivo. È il fondo appunto che punta a sostenere le imprese venete che stanno vivendo dei particolari momenti di complessità, ovviamente aziende che sono mediamente grandi e che hanno un importante indotto sul nostro territorio, perché poi non dimentichiamoci che le piccole imprese vivono in larga misura delle commesse e del lavoro delle grandi imprese. E questo lo stiamo facendo, abbiamo individuato dei partner importantissimi di caratura internazionale, come ho detto durante la conferenza stampa, e ovviamente i tempi sono quelli che il mercato richiede, ci stiamo attivamente lavorando e io sono molto confidente. Di quale cifra parliamo? E il first closing, come viene detto normalmente, sono 100 milioni di partenza, però poi puntiamo ad aumentarne nel tempo successivo. Ed ora con l'assessore regionale Marcato un focus sulla situazione delle imprese del nostro territorio. Ma la nostra, va sottolineato, è un'economia che comunque è stata pesantemente colpita dalla crisi, però devo dire che la nostra regione ha reagito meglio di qualsiasi altra regione. Il nostro tessuto produttivo fatto da piccolissime imprese è riuscito a fare ricerca e innovazione, è riuscito a stare sul mercato. La regione da questo punto di vista ha fatto molto, perché abbiamo il piano industriale che parla esattamente di questo e Veneto Sviluppo è riuscita ad aiutare le imprese anche in crisi
nell'accesso al credito. Dati alla mano, evidenzia Marcato, il Veneto risulta la regione d'Italia con il tasso di disoccupazione equivalente al 6,6%. Non è un caso che la regione Veneto oggi sia la regione che ha la più alta crescita di PIL e il più basso tasso di disoccupazione. Manifesti abusivi che inneggiano a 100 anni di giovinezza con l'effigie di un fascio littorio sono comparsi nella notte in alcune fermate di autobus e tram a Mestre. La denuncia viene dall'onorevole Nicola Pellicani, che ne chiede la rimozione, ribadendo che Venezia è una città antifascista. Tira una brutta aria nel nostro paese, prosegue Pellicani, ma non possiamo permettere vengono esposti manifesti come quelli affissi a Mestre. Il fascismo è stato protagonista della pagina più buia del secolo scorso, non solo va condannato, ma l'apologia del fascismo è un reato. Oltre 200 staffettisti arriveranno domenica in piazza San Marco. Sentiamo. Appuntamento a tutti quanti domenica 24 pomeriggio in piazza San Marco a Venezia. Arriva come ogni anno il cammino da San Marco a San Marco. Questo invito del Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti. Si concluderà così domenica con ingresso ufficiale nella Basilica di San Marco, 11ª edizione del cammino da San Marco a San Marco, con un particolare richiamo alla pace, come scritto a chiare lettere proprio nel gonfalone del santo, simbolo della città. Oltre 200 staffettisti negli ultimi 3 weekend hanno percorso ben 260 km per le strade del Veneto, partendo dalla chiesa di San Marco a Pai di Sopra, sul lago di Garda, per arrivare nella città lagunare. Ideatore e anima della manifestazione, che ha ricevuto il patrocinio della Regione Veneto, l'infaticabile Matteo Grigoli. Spiega ancora Ciambetti. Ha toccato i luoghi di fede più importanti della nostra regione, la Basilica di San Zeno a Verona, la Basilica della Madonna a Monteberico, che toccherà sabato la Basilica del Santo a Padova, quindi tutta una serie di cammini, di percorsi di fede, di percorsi anche di riscoperta storica del nostro territorio assolutamente importanti. L'arrivo, dicevo appunto, in piazza San Marco con poi l'entrata ufficiale nella Basilica di San Marco a Venezia. Meta finale del cammino sarà l'emozionante ingresso ufficiale degli staffettisti nella Basilica di San Marco e la consegna di 2 gonfaloni passati di mano in mano ai protagonisti di questa marcia, insieme ai molti doni offerti dalle diverse amministrazioni comunali toccate nel cammino, che saranno consegnati al Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Uno dei 2 gonfaloni verrà invece affidato, come tradizione, ad una comunità di veneti residenti lontano dalla nostra regione, ma ancora oggi legati profondamente al Veneto. Un cammino lungo e una fatica che meritano una grande accoglienza. Perciò ci si augura che in tanti possano essere presenti all'arrivo. Racconta Grigoli, mente e anima della manifestazione. Come ogni anno parte dal lago di Garda, raggiunge la laguna, come testimone la nostra bandiera del nostro patrono San Marco, che quest'anno verrà donata all'Associazione Veneti nel Mondo, che la consegnerà alla comunità dei Veneti di Val de Jaguari in Rio Grande do Sul, mentre l'altra bandiera verrà consegnata al Patriarcato. E invito tutti a partecipare con famiglie, il seguito, bambini, in modo tale che sia una grande festa di popolo. Al via l'intervento di manutenzione straordinaria nel cimitero di Pellestrina, come richiesto da tempo. Si è tenuto un sopralluogo alla presenza della consigliera comunale Tosi, del consigliere delegato del sindaco Scarpa e di Veritas. Entrambi i consiglieri comunali hanno evidenziato ai tecnici di Veritas che i lavori sono stati assegnati ad una ditta esterna al Comune di Venezia anziché ad un'impresa locale. La chiesetta del cimitero di Pellestrina è un bene vincolato dalla soprintendenza, per cui nella parte esterna ci sarà la sostituzione di mattoni anticati. Internamente verrà rifatto l'intonaco del soffitto, verranno recuperate la porta e le finestre con dei trattamenti specifici. È stato chiesto di valutare di posizionare una rampa e un corrimano per eliminare le barriere architettoniche e per permettere l'accesso a persone con difficoltà di deambulazione. È stato segnalato che la pavimentazione di parte del cimitero è a tratti sconnessa e necessita di un intervento di manutenzione adeguata. Si prevede che la conclusione dei lavori sarà a fine luglio 2019. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria.
Bene, siamo tornati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali ed ora parliamo del tempo perché continuerà il sole, ma per lunedì è prevista una piccola perturbazione. Sentiamo. Imperversa ancora l'anticiclone, ci protegge tra virgolette perché a questo punto invece ci servirebbero un po' di piogge, ma la presenza dell'anticiclone ancora impedisce il passaggio di sistemi perturbati e senza di questi non abbiamo pioggia, quindi un fine settimana ancora all'insegna del tempo stabile, con cielo sereno, completamente sereno per sabato e anche per domenica, anche se a fine giornata per domenica potremmo avere un aumento della nuvolosità. Questo è un avviso che per lunedì si riuscirà a infiltrare una coda di un sistema perturbato e finalmente dare qualche pioggia. Poche cose, nel senso che interesserà solo la giornata di lunedì in parte e poi velocemente ci sarà un miglioramento e possiamo dire poi si prospetta un'altra settimana di tempo più o meno stabile. I venti sono deboli, di direzione variabile all'interno, regime di brezza naturalmente sulla costa. Le temperature, ecco, all'interno addirittura 18-20 gradi durante il giorno, queste temperature rilevate naturalmente all'ombra. Per quanto riguarda poi sul mare, ecco, abbiamo qualche grado in meno, c'è il mare, quindi che abbassa un po' le temperature, però in realtà poi le minime sono più alte, quindi 8-10 gradi. Per quanto riguarda il mare, ecco, questo è previsto praticamente quasi calmo, poco mosso. È tutto. Musei civici ancora nella bufera, il PD attacca il sindaco Brugnaro, aveva detto una cosa, sta facendo il contrario. I musei non si possono più chiudere alle 4 del pomeriggio, le ricordo, perché lei qua la sua famiglia non vedrebbe più niente. Io li ho fatti aprire fino alle 11 di sera, certe volte a mezzanotte, li ho fatti aprire le festività, è chiaro che suscita proteste, ce ne faremo una ragione. Questo quanto aveva dichiarato nell'aprile 2017 il sindaco Brugnaro. Oggi però dall'opposizione in Consiglio Comunale arriva una critica pesante sull'operato degli ultimi 2 anni riguardo i musei civici. Nei prossimi giorni si darà applicazione ai nuovi orari dei musei civici di Venezia. Noi lo denunciamo ormai da più di un anno, purtroppo con il nuovo appalto che è entrato in vigore ci sarà una diminuzione degli orari. Per quelli estivi ci sarà una diminuzione degli orari la mattina, quindi apriranno tutti i musei dopo, tranne quelli dell'area marciana, mentre addirittura Casa Goldoni aprirà 2 ore dopo, quindi a mezzogiorno, quindi non permettendo di accedervi la mattina dove vi erano anche un sacco di attività. Non solo! D'inverno addirittura la situazione peggiorerà, quindi i musei chiuderanno mezz'ora prima rispetto agli orari attuali, cosa che contraddice assolutamente quanto aveva dichiarato il sindaco sia a questa rete televisiva ma così come in campagna elettorale, che i musei non potevano più chiudere alle 4, in realtà i musei chiudevano alle 17, adesso chiuderanno ben prima. Il PD non ci sta e chiede spiegazioni. Nel frattempo dipendenti e sindacati si sono riuniti per decidere il da farsi. Noi assolutamente contrastiamo questo tipo di scelta che riteniamo sbagliata non solo dal lato occupazionale, dello sviluppo, ecco, anche culturale e turistico, quel turismo ecobuono della città, ma anche e soprattutto dal lato culturale della questione. Poeti e poetesse da tutta la regione a Venezia per la giornata mondiale della poesia. La Scuola Grande di San Teodoro ha ospitato la Giornata Mondiale della Poesia. Un momento importante per riflettere sul valore e l'importanza della poesia nella società contemporanea, no? La poesia è tanto bistrattata, lasciata ai margini, e invece è una voce fondamentale, una voce rivoluzionaria, una parola radicale che è fondamentale per riflettere, per rimetterci in contatto con noi stessi e con gli altri. Oltre 70 poeti e poetesse provenienti dal Veneto ma anche da paesi stranieri hanno preso parte alla manifestazione che aveva come tema centrale la poesia come anima mundi. Non ho mai avuto un attaccamento tale alla poesia, ma sicuramente questo evento permetterà di cambiare la mia idea riguardo ad essa. Sinceramente finora ho sempre trovato interessanti soprattutto le poesie di periodo latino, perché nonostante la loro distanza temporale per noi oggi rimangono comunque una cosa vicina a noi. Pensiamo a Catullo, parla di amore, noi stessi oggi chi non ama la propria donna o il proprio uomo. Della poesia mi piace il fatto che sia anima mundi, quindi il fatto che sia ciò che anima il nostro mondo, perché senza poesia credo che il mondo sarebbe una sorta di qualcosa di oggettivo, animato soltanto da delle leggi fisiche,
ma ciò che davvero lo rende un qualcosa di umano è il sentimento, è l'umanità, e penso che il modo migliore per esprimerlo sia appunto la poesia. La poesia mi piace nel periodo simbolista, la poesia simbolista in particolare. Credo che possa essere importante per la società in generale far riacquisire un ruolo importante alla poesia nella vita sociale e culturale del nostro Paese, della nostra Europa e del nostro mondo. Nel corso della giornata si sono svolte le premiazioni della prima edizione del concorso nazionale di critica poetica Gino Pastega. Un premio dedicato alla figura del medico e poeta Gino Pastega, che ha fondato la Giornata Mondiale della Poesia di Venezia, che è in collaborazione con l'UNESCO e con tante associazioni culturali. È un premio che va dritto al cuore di tanti ragazzi. E anche stasera una bella notizia che riguarda il piccolo Gio. 280.000 euro, sempre più vicini, 400.000 necessari per l'intervento in Florida del piccolo Joe. Di giorno in giorno la solidarietà di voi telespettatori riempie il cuore di questa famiglia di Piazzola sul Brenta, che attraverso le nostre telecamere ha lanciato un accorato appello sostenuto sin da subito dal nostro gruppo Media Nord-Est. E voi che ci seguite puntualmente da casa avete dato e continuate a dare il vostro contributo con un versamento sul conto corrente di cui state vedendo gli estremi del Liban, intestato a Erika Molinarolo con causale Diamo il meglio a Giovanni. Continuano ad avere successo strepitoso gli ormai famosi biscotti di Joe. I fedelissimi del Bassano Calcio ne stanno vendendo tantissimi, oltre 4 le tonnellate realizzate da Luca, il panettiere di San Martino di Lupari, che si è impegnato in questa gara di solidarietà per il nostro cucciolo di guerriero di 2 anni e poco più. Chi fosse interessato può scrivere una mail a ibiscottidiGio.ordini@gmail.com con nome, cognome e indirizzo. Dobbiamo essere positivi, insieme ce la faremo. Bene, prima di chiudere vi ricordo questa sera 20:10 in studio Davide Bortolato, candidato sindaco a Mogliano per il centrodestra, e Paolo Galeano, sindaco di Preganziol, candidato sindaco per il centro-sinistra. Ed ora vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Il weekend inizierà ancora all'insegna del bel tempo e di un clima gradevole, a tratti addirittura caldo, ma vediamo il dettaglio di sabato 23 marzo. Sul Veneto sarà soleggiato ovunque, il cielo si presenterà sereno e limpido su tutti i settori. Temperature minime tra lo 0 e i 6 gradi, massime comprese invece tra 16 e 21 gradi circa. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, dove il sole sarà protagonista della giornata e il cielo risulterà sgombro da nubi un po' su tutte le province. Temperature minime tra 4 e 11 gradi, massime oscillanti invece tra 18 e 21 gradi circa. Situazione pressoché identica sul Trentino Alto Adige, anche sulla nostra regione infatti splenderà il sole e il cielo sarà sereno dappertutto o al massimo velato. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime tra 20 e 21 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.